Buonasera, bentrovati a Corner. Siamo al martedì perché ieri si è giocato a lunedì la partita del Catania al Massimino tra i rossoazzurri e la formazione, diciamo, pugliese del Casarano. Mi veniva Casarano, non so perché tu hai esordito lì, e proprio per questo, capite? C'era un inconscio desiderio di dimenticare quella trasferta. L'inviato Gagliano debutta allo stadio Capozza di Casarano. E la partita era Casarano-Perugia, che finì poi in un certo modo per me. Lasciamo stare, perché tornai senza macchina. Questo si lasciamo ricorda, stare. Si ricorda tutto. Non mi sfugge. C'era un Fabrizio Miccoli praticamente lanciato in prima squadra da poco, 16 anni. Ma era già un fenomeno, Allora, abbiamo già scoperto un po' di carte, grazie ad Angelo Patanè che è qui, grazie ad Alessandro Vagliasini con il quale ci siamo già intrattenuti in anteprima, che avete visto anche in replica poco fa, prima della nostra trasmissione. Buonasera a Max Velotto. Buonasera a tutti voi. Grazie per essere con noi anche al Maratoneta. Maratoneta davvero. Ragazzi, ti sto superando. Che oggi ha fatto delle cose veramente folli. Dall'altra parte dello studio c'è la nostra Giulia. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Io vi ricordo come sempre il numero per interagire con noi è 342 771 2855. Continuate a mandare i vostri messaggi. Devi sapere che Giulia si fa una trasmissione tutta sua prima. Una trasmissione, va in onda prima. Va in onda prima, ma va in onda sui social, sveliamo, no? Sì. Svelando tutte le nostre conversazioni e svelando anche il look mio, di Alessandro. Cioè, io ho nascosto il look. Lo so. Pensa un po'. Che tu ti smogli di nascosto, a differenza nostra, e lo facciamo in pubblico. Allora, facciamo così, come sempre, ristabiliamo un po', diciamo, d'ordine, nel senso che noi cominciamo con la nostra copertina. La copertina che ci racconta la partita di ieri, mette in evidenza le cose buone, le cose meno buone e racconta, insomma, dei 90 minuti in questo montaggio del nostro Ottavio Longo. 33 giornate per un'autentica rivoluzione copernicana, però l'obiettivo rimane quello di vincere questo campionato, ormai dalla porta secondaria, tardi, presto, giusto o sbagliato, sarà soltanto il campo a dirlo. Partita proprio in questo istante, sentite i fischi di Cosimo Chirico, il doppio passo di Chirico, raddoppio di marcatura, aspetta Chirico fra due avversari, mette una pallone, subito mette alle corde, Dini aveva puntato al primo palo, Lunetta tra due avversari con all'esterno del destro, mette una pallone per Casasola all'interno dell'area di rigore, il pallone gli rimane praticamente calamitato sotto i tacchetti di Bruzzaniti, pallone che spiava all'interno dell'area di rigore, può Quaini tentare il tiro, poi l'anticipano, invece ci prova Di Tacchio, la palla che si perde di pochissimo fuori. Attenzione, c'è la possibilità per Grandolfo di andare a battere, quasi posizione centralissima, Dini che ancora una volta dice di no, formazione ospite che ancora con due lanci intercetta l'area di rigore in due tempi, in una maniera assolutamente miracolosa, interviene Dini, la batte corta, Chirico chiama lo schema, poi si accentra Chirico, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore e ancora una volta ha rischiato tantissimo anche qua il Catania. Vediamo, stavolta pallone che spiava il gol del Catania, e stavolta è Bruzzanini che lo mette in fondo al sacco, Bruzzanini che aveva fatto tutto quanto ancora in maniera imprecisa, dimostra però che quando dai fiducia a un giocatore riesce pure a ricambiarti quello che è lo standard al quale questo giocatore aveva abituato i suoi tifosi prima dell'approdo a Catania. Lunetta che viene servito da Ausilio, Lunetta all'interno del rigore, Lunetta lo mette per Ausilio e poi arriva a chiudere Bacchin.
c'è il gol di Ferrara che trafigge Dini e che quindi al minuto 38esimo chiude questa lunghissima parentesi di imbattibilità del Catania allo stadio Massimino. Possibilità per Ciccarelli che può caricare il tiro, Lunetta, la parata in distensione, palla che ancora rimane però viva all'interno dell'area di rigore, poi Ciccarelli prova ad appoggiarla, voleva cercare un tocco a giro, finisce quindi proprio in questo istante la gara, l'arbitro fischia 3 volte, il Catania non riesce a guadagnare i 3 punti, una partita apertissima, prove tecniche di Catania nei primi 45 minuti, formazione che ingrana di più sul piano del gioco nel secondo tempo, ma non riesce a portare a casa i 3 punti che per quello che abbiamo visto nella ripresa probabilmente avrebbe anche meritato. Allora, Patanè, comincio da te stasera, rispetto al solito, perché? Perché chiudi dicendo che il Catania avrebbe meritato i 3 punti. Probabilmente sì, però partirei con un argomento, se vuoi, Angelo, brevemente di attualità. Oh, attenzione, cioè, dopo il gattopardismo cosa ci cosa aspetta parliamo stasera? Oggi parliamo di democrazia e di referendum. No, Patanè, no. Proprio perché siamo reduci da la massima espressione della democrazia. In realtà il calcio, per i tifosi, per i giornalisti, per gli addetti ai lavori, è la massima espressione di democrazia. Tutti abbiamo una nostra opinione, una nostra idea, tutti abbiamo un nostro concetto ed è giusto che ciascuno di noi lo possa liberamente esternare. Questo è il calcio, ma il governo del calcio non è una democrazia. Il governo del calcio è un principato. Ah, un principato. Non volevo dire una dittatura, ma dico un principato, dove governa il principe e governa il principe insieme alla ristretta cerchia dei suoi fiduciari. Cosa succede? Succede che nell'arco delle ultime ore, o quantomeno nell'arco dell'ultima settimana, si è aperto un referendum, Toscano sì, Toscano no, Viali sì, Viali no, giusto, non giusto. In realtà è giusto parlarne perché è un aspetto democratico dove tutti i tifosi devono anche partecipare. Però l'obiettivo di questo Catania rimane in questo momento, soprattutto per chi lo vive da tifoso, da esperto, da giornalista, quello di ottenere la vittoria di questo campionato e disperdere energie importanti nel momento di maggiore flessione del Catania, consumandole, raccontandoci le nostre sensazioni del passato o del presente attuale, senza proiettarci in una battaglia che sarà invece quella del futuro, rischia di fare disperdere al Catania e ai catanesi grandi energie. Mi sono un po' perso durante questo ragionamento, quindi è vero, il principe comanda e governa e il principe poi risponde di quelli che sono stati gli errori di quest'anno. Non ci sono dubbi. 2 errori sugli obiettivi, 2 fallimenti sugli obiettivi. Il primo posto che è un errore o comunque un obiettivo non raggiunto, l'errore o il fallimento tecnico con l'esonero di Toscano. Questo è un dato che ha stabilito il principe e ne risponderà, così come ha detto Grella, direttamente alla proprietà di questo Catania. Noi in questo momento non possiamo fare nulla se non quello di poter esternare la nostra democrazia, dire sì o no, ma non dimenticare in questo che ancora... caso mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Esatto, ma ancora, siccome abbiamo un obiettivo e ancora il principe e il principato possono ottenere quell'obiettivo dalla porta secondaria, il nostro dovere da osservatori del calcio e da tifosi che siete voi del Catania è quello in questo momento di remare tutti comunque per la squadra e per l'obiettivo della promozione. Se questo
non dovesse essere raggiunto, mi auguro invece che succeda l'esatto contrario, ne risponderà il Principato al Principe. Noi avremmo osservato e poi possiamo ragionare su tutto, su tante cose, ma in questo momento è il momento in cui tutti quanti non dobbiamo disperdere le energie, perché a Salerno tutti quelli che contestavano il Principato e il Principe oggi si stanno ricompattando. A Cosenza c'è un ambiente, il Principe non c'è più. perché il Principe non c'è più, ma perché i risultati stanno arrivando. Quindi la curva da discendente è diventata ascendente. A Cosenza altrettanto. Dobbiamo disputare i playoff, li disputeremo con società e realtà che sicuramente saranno in fase di grande compattazione, no? Grande unità. E quello che invece noi non dobbiamo fare, disgregarci adesso. Poi il resto lo lasceremo alla storia. Allora, intanto abbiamo parlato, siamo partiti dal referendum per arrivare al Principato, per arrivare Sì, anche ad altro. perché nelle ultime ore, giustamente, leggiamo di tutto, giusto, sbagliato, era meglio Toscano, richiamiamo Toscano. Che sono gli stessi che dicevano Toscano non serve, giusto? Cioè, diciamo anche le cose. È un aspetto assolutamente democratico, ma oggi non stiamo. Allora, non questa è siamo l'analisi, nell'urna e non diciamo, stiamo andando come dentro. possiamo definirla da un punto di vista costituzionale? Costituzionale, Ecco. visto che è un tema d'attualità. Esatto. Cioè, 48 Però adesso ore che ci cerchiamo hanno fatto- di essere molto più pragmatici, più... E allora più poi ti parlerò del resto. Esattamente, Dopo, più semplici. Molto più tardi. Guardi, fra un poco ci dobbiamo fermare, Alessandro. Io vorrei, se siete d'accordo tutti, sentire gli amici da casa, così magari abbiamo questo confronto tra quello che dice Patanè, che tutti si schieravano da una parte la settimana scorsa, oggi si ritrovano esattamente dall'altra parte, o quasi. Guarda, fino a qualche giorno fa il sì la aveva. coerenza è gratis, Esatto. figurati. Allora- il sì aveva 10 punti ipotetici di vantaggio sul no, poi ha vinto il no. attenzione. Poi ha vinto il no. Perché sappiamo che i sondaggi poi sono fatti sul D'accordo, ma campione. questo fa no? parte della democrazia, è La giusto che sia democrazia. così. Vediamo cosa dice la democrazia diretta, quella Esatto. partecipata, che è quella dei nostri telespettatori. Opinioni contrastanti, ovviamente. Per quello che ho visto ieri non penso che arriveremo all'obiettivo, ma spero di cuore di sbagliarmi. Ieri sera il Catania ha dimostrato ancora una volta di non avere carattere. Mi chiedo, questa squadra come dovrebbe affrontare i playoff? Adesso per Toscano, brutta partita. Almeno con Toscano in casa non subivamo l'attacco avversario, ma... Buonasera a tutti, ma chi se ne frega se abbiamo preso il primo gol in casa? Pensiamo che abbiamo invece perso il primo posto con Toscano. Comunque a me piace questo Catania con Viali, diamo il tempo di lavorare. L'allenatore andava cambiato, ma è stato troppo tardi, quindi non possiamo dare tante colpe a questo appunto nuovo allenatore. Ma purtroppo non riesco ad essere ottimista, io nei playoff la vedo brutta, sperando sempre che arriviamo secondi, perché anche lì non sono ottimista. Concludo Giulia, con questo l'ultima. messaggio, sì. Con mister Viali il Catania sarà una grande squadra ai playoff, quindi va. Un po' così. Abbiamo visto uno spaccato sì. di quella che è la Sì, sì, democrazia. il referendum, Esatto. 53. No, non lo so, e non abbiamo 40, fatto, non abbiamo messo esattamente, Ma però siamo è lì. uno spaccato dei primi messaggi che sono arrivati, devo dire, già dal primissimo Ma posso pomeriggio. appiccicare un francobollo? Ma un francobollo. Un francobollo. Perché è stato lecito attendere il Catania di Toscano per 1 anno e mezzo e invece non si può attendere il Catania di Viali dopo 5 giorni di lavoro? Beh, questa è un'altra osservazione interessante, fra poco sentirei anche il parere tecnico del nostro Carlo Breve e intanto ci fermiamo, pochissimo, proprio pochissimo e torniamo. Allora, come promesso riparto da Carlo, tu invece cosa volevi dire? Ma io volevo dare uno strumento di lavoro aggiuntivo a Mister Breve. Se Francesco Gigante alla regia ci può proporre la prima Subito grafica della una serata, grafica. perché credo che ci possiamo fare dei ragionamenti su, partendo dal foglio che vedo di Carlo, con questa schematizzazione grafica di quello che potrebbe essere in prospettiva il Catania di Viali, con Cicerelli, diciamo, titolare tra un paio di partite e tutto il resto. Allora, faccio velocissimamente un commento su questo schema e poi ascoltiamo Mister Breve. Vabbè, sui portieri chiaramente c'è poco da discutere. Se immaginiamo nella proiezione questo sistema di gioco 4-2-3-1,
abbiamo le coppie Casasola Raimo da una parte, Donnarumma Celli dall'altra. Ponzi è andato fuori lista per le problematiche di carattere fisico Per colpa che del cognome. lo hanno accompagnato nelle ultime settimane. Pacchetto dei difensori centrali, centrodestra immaginiamo Gherardi, Pieraccini, Carnielutti, centrosinistra Miceli Allegretto. Coppia di mediani destri Quaini Corbari, coppia di mediani sinistri Di Tacchio Di Noia, coppia di trequartisti di destra Lunetta D'Ausilio, centrale della tre quarti Jimenez, coppia dei trequartisti di sinistra Cicerelli Bruzzaniti, pacchetto degli attaccanti al momento disponibile solo Caturano, ma dobbiamo immaginare a breve il rientro di Forte e di Rolfini, quindi questo è il Catania nella impaginazione di quello che potrebbe essere il proseguo. Carlo. Sì, ora ci arriviamo a Sì. questo. Partiamo un attimo dal vestito iniziale Come no? da 2 anni che ha fatto mister Toscano. Ha utilizzato un sistema di gioco con specificità 3-4-2-1, soprattutto quest'anno l'ha fatta totalmente lui la squadra e quindi l'ha costruita a sua immagine e somiglianza. Si cambia Toscano, arriva Viali, in conferenza stampa dice che ha paura a cambiare sistema perché vorrebbe dare delle certezze alla squadra. Discorso abbastanza che fila bene, logico. Strategie di pretattica, si schiera con una difesa a 4 e gioca con questo 4-2-3-1 che è, secondo me, per il materiale che ha a disposizione il Catania, il secondo sistema di gioco dopo il 3-4-2-1 che si può adattare bene alla specificità dei calciatori. Ma in questa difesa a 4 ci sono 2 interpreti che sono 2 quinti. Casasola e Donnarumma sono 2 quinti secchi. Non ho mai visto soffrire tanto Donnarumma come ieri. Perché questi 2 quinti, col precedente tecnico, erano abituati ad dare impressione alta sui rispettivi quinti delle squadre avversarie o sui 2 terzini delle squadre avversarie, lasciando gli attaccanti esterni ai 2 braccetti, quindi avendo una copertura. Con una difesa a 4 non è così, si devono occupare loro della marcatura ieri di Ferrara e di Chiricò. Ferrara Casasola, Chiricò Donnarumma. Ferrara e Chiricò sono stati ieri i migliori in campo, hanno fatto fatica i due terzini destro e sinistra del Catania. In mezzo al campo è cambiato poco perché la coppia È quella. Quaini e Di Tacchio hanno fatto sicuramente il loro dovere come sempre, ci sarà spazio anche per Di Noia, per Corbari, vedremo. Sulla tre quarti mi sarei aspettato più rotazione, nel senso che è partito Lunetta come seconda punta, dietro Caturano come sottopunta, ma Lunetta non ha la qualità del fantasista. La può avere sicuramente Jimenez, che ieri ha agito quasi tutta la partita da attaccante di destra, andando a riempire la metà campo, soprattutto quando il Catania abbassava molto alternativamente Di Tacchio e Quaini nella costruzione dal basso. Si aprivano i 2 difensori centrali dando la possibilità a uno dei 2 mediani di venire a giocare palla. La riempiva molto Jimenez, quella zona che rimaneva sguarnita da un solo centrocampista, l'ha riempita a volte Bruzzaniti, lasciando sempre i 2 attaccanti uno dietro l'altro. Mi sarei aspettato più rotazione, Jimenez magari agire da sottopunta e mandare Lunetta sulla destra per avere qualche soluzione in più. Non l'ha fatto mister Viali ieri. Abbiamo visto qualche novità da questo punto di vista. Nel secondo tempo, buona rispetto al primo tempo, buona la partenza del Catania, con questo gol che era un tiro cross, ma è una giocata che fa quasi sempre questa Bruzzaniti, questa di rientrare da sinistra col destro e mettere sta palla tagliata. Un gol alla Chiesa, se vi ricordate un po', uno degli interpreti che ha fatto tanti gol in questo modo, perché mettendo queste palle, queste rasoiate, o la spizza l'attaccante e la mette dentro, o se non la spizza, sta palla viene spizzata sul terreno, ne hai visti tanti di questi gol, il portiere non riesce, quindi bravo anche se non voleva far gol, bravo lo stesso Bruzzaniti. Poi i cambi, i primi ci stanno perché D'Ausilio, anzi mi ha stupito vederlo fuori dall'inizio, è l'uomo più in forma del Catania. 73esimo entra Pieraccini per
Caturano. Mi aspetto che le parole in conferenza stampa di mister Viali trovino subito riscontro da un assetto tattico più prudente. Il Catania può ritornare a giocare a 3, può rimettere i 2 esterni tutto fascia, c'era Celli per Donnarumma, non è successo questo. E invece 4-4. Il Catania si è trasformato in un 4-4-2. 1-1, Jimenez dietro Lunetta. E, ironia della sorte, il Catania prende gol sulla fascia blindata da 2 giocatori, uno molto difensivo, Pieraccini, e uno che è sempre un difensore aggiunto ma che spinge tanto, che è Casasola, che doveva dare supporto. In una transizione il Catania si fa trovare scoperto sulla fascia destra e, ironia della sorte, Stiamo vedendo proprio l'azione, guarda, la prende il regia è primo veramente gol attenta. della Della stagione in in casa. alla prima di mister Viali. E questo veramente sono segni del destino, probabilmente. Però Carlo, posso C'è una dirti- buona reazione, non ho finito, c'è una buona reazione, il Catania produce qualche assalto finale che purtroppo viene sventato dal portiere, da Bachin e dalla difesa avversaria. Alla fine l'1-1 credo, per quello che abbiamo visto in campo, sia il risultato più giusto. Posso ribaltare la Mi tua incanta, considerazione? Ora possiamo parlare Sì, ora ci arriviamo, però volevo focalizzare l'attenzione su quello che hai detto all'esordio di questo tuo perfetto intervento. Casasola e Donnarumma non possono, o comunque non hanno le caratteristiche per giocare. Non sono 2 giocatori Perfetto. specifici, 2 Ok. terzini specifici. Allora ti ribalto la considerazione. Lo sono di più, scusami, Raimo e Celli, per assurdo. Ok, ma allora questa squadra non può giocare con la difesa a 4 perché è strutturata per giocare con Con i la difesa. quinti? Ci vuole sicuramente del tempo per trovare dei nuovi meccanismi. Le caratteristiche non sono specifiche, sia di Casasola che di Donnarumma, e quindi mister Viali, così come ha detto, non deve fare poesia, ma deve andare sul concreto e avrà ora un po' di tempo per conoscere partita dopo partita gli interpreti, perché sicuramente non ha una grande conoscenza della rosa e solo la partita, ha detto bene, gli può fare conoscere bene le caratteristiche del giocatore a disposizione, essere quanto più concreto possibile. Sì, ma siccome la dirigenza ha chiesto a Viali di proporre qualcosa di diverso rispetto a quello che era stato finora il canovaccio della gestione toscano, se immaginiamo un ritorno alla difesa a 3, Sì. in che modo questa squadra può migliorare rispetto a quello che offriva con la difesa a 3 nella gestione toscana? Non parlo solo della difesa, parlo come interpretazione. Parliamo, in che sì. modo può migliorare? Fuori casa. Deve migliorare fuori casa l'atteggiamento, essere con più personalità, ma il Catania che abbiamo visto a Salerno e Benevento nelle ultime 2 trasferte, non quello di Altamura dove c'erano sicuramente, avranno passato una settimana tormentata, quindi l'hanno messa più sul concreto e alla fine sono riusciti a vincerla e questo è un merito. Il Catania che abbiamo visto a Salerno e Benevento è stato un Catania di grande personalità. Non ha vinto perché non ha finalizzato. Il Catania di Viali deve trovare le soluzioni fuori casa per fare andare in gol i suoi giocatori più di talento. Deve trovare queste soluzioni. E può farlo anche partendo da una difesa a 3 secondo te, o questo percorso intrapreso ieri è giusto che venga sviluppato, oleato in vista poi delle partite Questo decisive della stagione? deve capirlo lui, deve rendersi conto lui se Donnarumma può fare e adattarsi al ruolo di terzino sinistro, se Casasola può adattarsi al ruolo di terzino destro o trovare altre soluzioni, deve capirlo lui. Perdoni, allora tu ritieni che sia solo un discorso di personalità, cioè prescinde dalla questione tattica il miglioramento di questa squadra? Fuori casa è un discorso ci di vuole un personalità. atteggiamento fuori casa più spavaldo, un atteggiamento più consapevole, Ma un modulo- che io ho visto a Salerno e Benevento. Ma un modulo più spregiudicato può Il sistema migliorare la personalità lo puoi dei cambiare giocatori? il sistema durante una partita e a Potenza abbiamo detto a mister Toscano che secondo noi doveva essere più coraggioso, perché per 70 minuti rimanere con i 3 difensori secondo me è stato
sbagliato, ma gliel'abbiamo detto, non hai avuto coraggio secondo me, dovevi togliere un difensore a un certo punto della partita e metterti 4-2-3-1, in quel caso quando sei talmente superiore alle squadre avversarie, non è il caso del Catania di ora, ieri contro il Casanano per esempio, ma quando sei tanto superiore alle squadre avversarie puoi passare il lusso di giocare con due terzini che siano più propensi ad attaccare piuttosto che a difendere. Vediamo un attimo cosa vuole dire Max. No, io dico soltanto una cosa, non vorrei che tutto questo ragionamento corretto che fa Carlo sia legato ad una cosa imprescindibile, che Donnarumma e Casasola debbono giocare per forza, perché se le caratteristiche richieste siano più confacenti a un Raimo e a destra e un Celli a sinistra, per il gioco che proponeva Toscano, Donnarumma e Casasola erano imprescindibili. Con questo schema tattico in campo non è detto che possa provare anche, vado così a immaginare, un Raimo a destra e un Celli a sinistra, che hanno caratteristiche più specifiche per giocare il tipo di gioco che fanno. Sicuramente. Beh, insomma, le questioni tattiche. Certo che rinunciare a Casasola mi sembra veramente un delitto. Poi torniamo un giocatore anche su come quella- Donnarumma su della quella sua grafica. Su quella grafica, sì, utilità perché voglio dire, tattica. dobbiamo deve trovare le soluzioni. ci mister dobbiamo Vialli. fermare, È stato chiamato per questo, Angelo. Certo, ci dobbiamo fermare un Ce la attimo. facciamo poi una ripassatina di quella Ci grafica. facciamo la ripassatina perché secondo me Perché non è necessario che il Patanè Catania frena, vedo- giochi No. per forza a 4 in difesa, potrebbe giocare in maniera diversa, così come potrebbe giocare diversamente Ma io in mezzo dico al a campo. centrocampo, In mezzo che al campo forse si può trovare la c'è chiave, la chiave di tattica. volta. Esattamente. Giulia, fra poco torniamo da te. Anche Max, perché non abbiamo sentito Max sull'arbitro. Per prima della pubblicità mi dici il voto del direttore di gara di ieri. Voto non sufficiente legato all'episodio di Caturano. Per me il gol di Caturano era regolare, l'arbitro sbaglia la review a non convalidare la rete di Caturano. E quindi Benissimo. Voto 5. Benissimo, C. Patanè. molto Ieri meno. avevo 5 e mezzo, oggi la notte ha portato, due consigli, quindi 5. Ci dobbiamo fermare, fra poco torniamo, ma abbiamo tanta roba di cui parlare. Allora, torniamo in studio, una bellissima chiacchierata fuori onda da Giulia per avere qualche feedback da casa. Mi dispiace sentire analisi negative sulla partita di ieri. Vi assicuro che mister Vialli è un tecnico preparatissimo e ieri è stato un Catania dinamico, ma ancora purtroppo non del tutto sicuro. Forse vado controcorrente, ma a me il Catania di ieri è piaciuto, più spregiudicato e più propositivo. Il tempo di ingranare con i nuovi meccanismi. Buonasera, è inutile girarci intorno. Il Catania ha un centrocampo fisico, ma purtroppo lento. Non verticalizza e non ha attitudine realizzativa. Serve attendere Latina per avere indicazioni più chiare, ma la ripresa mi ha lasciato speranzoso. Tuttavia, a me quello in campo non sembrava un 4-3-1. Mi sbaglio? Vi stimo, ma non capisco come fate a non parlare mai del fatto che il Catania è palesemente danneggiato dagli arbitri. La classifica è decisamente falsata. Fermati Giulia, Mi fermati fermo. Giulia, Mi fermati fermo, Giulia mi perché fermo. vorrei sentire Max che già si è espresso sull'episodio di ieri, cioè sul fatto che quel gol di Caturano. Si è espresso sul voto dell'arbitro. Sì, ma si è espresso No, ha anche. detto Sì. perché è insufficiente, perché Esattamente. secondo lui il gol di Caturano è regolare. Allora lo vediamo un attimino, così Esatto, facciamo. facciamoglielo Così lo spiegare. facciamo. Guarda, io mi Anticipiamo riferisco. la Moviola. È la Moviola numero 4, così magari la regia ci può seguire. L'azione del gol annullato a Caturano. È Allora, così, io ecco. ritengo errato annullare questa rete per un semplice motivo. Con la ripresa da dietro, bassa, si vede che dobbiamo prendere in considerazione 3 elementi: il pallone, il piede destro Eccolo di Chiricò e l'atteggiamento di Caturano. Caturano non fa niente, rimane fermo nella sua posizione. Il piede destro di Chiricò punta ai piedi del giocatore del Catania, il pallone distante dal giocatore del Catania è Chiricò che palesemente va contro il giocatore del Catania. Lancia una provocazione, in caso contrario, in area di rigore, se una situazione del genere, se viene fischiato un calcio di rigore, l'arbitro alla review sicuramente va a cercare questo dettaglio, cioè il giocatore che cerca il contatto, e non si assegnerebbe mai un calcio di rigore. Vi ricordo l'episodio, le polemiche nate in Napoli-Inter,
proprio per il discorso della gamba larga, che qualcuno sosteneva che proteggeva il pallone, ma questo non è proteggere il pallone, perché Chirico il pallone ce l'ha sulla sinistra, non ce l'ha sulla parte destra, il pallone è a 1 metro da Caturano, lui si preoccupa, siccome era reduce da 3 dribbling uno dietro l'altro e l'ultimo molto probabilmente ha perso un po' di lucidità, si è allungato il pallone, è stato bravo, intelligente, furbo e scaltro a fare questo gesto, l'arbitro ci è cascato, dal campo è difficile apprezzare questo gesto, condanno l'arbitro perché alla review questo particolare doveva essere notato, doveva essere evidenziato, doveva essere esaltato e il gol di Caturano doveva essere convalidato. Questa è la mia interpretazione. Benissimo, allora questo è quello che abbiamo visto, chiediamo scusa per la qualità delle immagini, ma purtroppo il fermo immagine ci porta a questo tipo, diciamo, di doppia immagine, non era chiarissima, però il momento era quello in cui... Posso Sì. fare una veloce considerazione, visto che stiamo parlando di Catania-Casarano. Se in Casarano-Catania l'intervento su Rolfini viene giudicato regolare nel secondo tempo in area di rigore, per lo stesso criterio questo non è fallo di Caturano su Chirico. Ma a maggior ragione proprio anche perché quello che vorrei evidenziare io è che Caturano non fa nulla, cioè Caturano ha solo una colpa di trovarsi in quel posto, in quel momento dove Chirico volontariamente va a colpirlo, intreccia la propria gamba in quelle di Caturano, Caturano si libera da attaccante qual è, tira, segna, l'arbitro vede cadere un difensore in terra, va bene, e fischia calcio di punizione. Lo posso capire dal campo perché è difficile trarre quel particolare, ma una volta che va alla review con le telecamere che c'erano ieri, e sicuramente sarà passata anche l'immagine che abbiamo visto noi dalla telecamera bassa centrale, l'arbitro doveva, secondo me, convalidare la rete e non condannare l'atteggiamento di Gherardi, piuttosto condannare l'atteggiamento antisportivo di Chirico. Ieri, durante il commento, prima della tua analisi, avevo già, insieme a Carlo, valorizzato questi aspetti. Basta soltanto quel fermo immagine e dare 3 punti cardinali ai nostri telespettatori per comprendere il punto dove si trova il pallone. La gamba con la quale lo gioca Chirico, che è la sinistra, e dove si trova la gamba destra di Chirico che va a cercarsi il contatto con Caturano. Una situazione del genere, al di là del risultato, guardate come un episodio del genere può cambiare le dinamiche di una partita, le dinamiche di un risultato finale, Di un giocatore. ma anche di un giocatore. Perché ieri Caturano segna il suo primo gol dopo tanto tempo, che siamo in attesa che ritorni nuovamente a realizzare un gol al Massimino. Avremmo parlato di un Caturano ritrovato, avremmo parlato di un Catania vittorioso, con ogni probabilità, probabilmente non avremmo subito quel gol del pareggio e avremmo raccontato un'altra partita. Certo, con i se e con i ma, insomma, non si va da nessuna parte. Questo è il risultato finale, questo è quello che dobbiamo raccogliere. Però è di tutta evidenza come anche a fronte stavolta di immagini chiare, di riprese professionali con alta definizione sul campo, ancora una volta ci troviamo a Guarda, discutere. io, Angelo, se mi Per questo permetti, ho detto che quel 5 è un 5 che non condivido nel concetto, ma nel numero per me vale 4. Vabbè, sì. Io vi dico un attimo anche durante il giorno, io come lavoro, al di là di quello che può essere la mia valutazione di getto durante il diretta stadio o al momento in cui c'è un episodio particolare, a volte magari anche complesso, dove io in base a quelle che sono le mie capacità cerco di dare un'interpretazione, collegandomi a tanti piccoli aspetti che magari qualcuno fa fatica ad arrivarci, però io siccome sono una persona che mi metto sempre in discussione e dico magari posso aver visto male, posso aver visto... Io quando durante il giorno, prima che c'è corner la sera, io durante il giorno mi confronto con ex colleghi, anche che fanno quello che faccio io qua anche con ruoli dirigenziali, no, ma anche a livello televisivo, a livello diciamo importante, a livello nazionale, dove il parere a quei livelli lì, anche non so se il mio può essere autorevole o meno, perché lo metto in discussione, però a certi livelli quando hai un'esposizione mediatica di un certo tipo è importante e quindi io mi confronto con queste persone e fortunatamente ancora mi sento un pochettino lucido e quindi ho solo il
conforto e la certezza che quello che vedo e quello che ho detto è giusto. Quindi quando arriviamo ad un'analisi, io sono uno che ormai siamo quasi alla resa dei conti, no? Siamo quasi a fine stagione e io ho cercato di dare un criterio dall'inizio della stagione, ho detto cercherò di essere il più coerente possibile. Mi trovo d'accordo con lo spettatore che dice che il Catania si trova qualche punto in meno, è vero, perché se andiamo ad analizzare, io non è che ho sempre dato ragione agli arbitri o ho sempre dato torto al Catania, assolutamente, io ho cercato di avere un atteggiamento coerente in tutto, ma la coerenza la trovi solo attraverso una capacità tecnica di disamina che ti porta poi a avere durante l'arco dell'anno quello che dice a ottobre lo dice anche ad aprile. Quindi mi trovo d'accordo con lo spettatore che dice che il Catania ingiustamente si trova con, secondo me, una decina di punti in meno. Allora, adesso, visto che stiamo vedendo anche la classifica, certo 10 punti in più il Catania oggi ne avrebbe 75 e sarebbe praticamente a un solo punto dal Benevento, ma questo solo per gli errori arbitrali. Poi non dimentichiamoci gli errori fatti dal Catania in alcune partite, in diverse partite. Visto che ci siamo, svoltiamo qualche altra immagine dalla Moviola, perché c'è l'ammonizione a Quaini che abbiamo messo in evidenza e subito dopo vedremo la mancata ammonizione per un fallo su Jimenez. Non l'abbiamo potuti mettere, diciamo, sì, into box, però li vediamo separatamente. Cominciamo con l'ammonizione. Sì, abbiamo disquisito durante l'intervallo, abbiamo disquisito proprio di questi episodi con Angelo, che giustamente mi diceva perché lì ammonisci Quaini e poi non ammonisci su Jimenez. Io anche in questa casa qua parto da un presupposto fondamentale, che in campo bisogna fare cose semplici. La cosa semplice era che qua te ammonisci Quaini giustamente per una sua proposizione e quindi siamo tutti quanti d'accordo che questa è ammonizione. Vediamo a certi livelli, diciamo, fare la cosa semplice era anche ammonire il giocatore del Casarano in occasione della trattenuta sui Jimenez. Eccolo qui. Lo so che mi viene difficile spiegare e dare dei tecnicismi sulla mancata ammonizione, però questo tipo di episodio ha delle caratteristiche totalmente diverse rispetto a quello. Manca la velocità, manca la proposizione, manca la velocità proprio nell'azione. La zona di campo è molto defilata rispetto alla porta e ricordo ai telespettatori che il regolamento non prevede l'ammonizione automatica in caso di trattenuta. Si ammonisce per trattenuta quando il fallo viene reiterato nel breve periodo, quindi continuamente, pur non interrompendo un'importante azione di gioco. In questo caso qua non era un'azione reiterata, ma era un'azione singola. Se andiamo ad analizzare, questo episodio non ha i parametri che ha per fare un'ammonizione per SPA, cioè per stopping promise attacking, cioè un'azione importante di gioco. È una trattenuta, l'arbitro richiama l'avversario e al giocatore gli dice: se questo è il tuo atteggiamento, non mi interessa se la prossima interrompi anche un'azione non importante, ti ammonisco se continui a reiterare la tipologia di fallo. Quindi secondo me tecnicamente questa ammonizione non fatta è corretta, però per fare le cose semplici 5 minuti prima hai ammonito Quaini, per il pubblico, per quella che è, diciamo, la conoscenza diciamo, o le aspettative sia dei giocatori, tant'è che questa mancata ammonizione produce poi due ammonizioni per delle proteste continue, una per parte che secondo me sono state esagerate. Quindi un episodio, diciamo, semplice era quello di ammonire. A questi livelli qua io, osservatore in Serie C, a un arbitro del genere, se mi fa un'ammonizione del genere l'avrei richiamato, come l'avrei richiamato se in Serie A, come quando andavo a vedere gli arbitri in Serie A, se mi fa un'ammonizione del genere era un'ammonizione che può costarti una penalizzazione nel punteggio. Vediamo il presunto fallo di mano. Perché ricordiamoci sempre che un'ammonizione, se non fatta bene, è l'anticamera di un'espulsione di doppia ammonizione. Certo. Quindi la prima ammonizione che te fai deve essere sacrosanta, deve essere legittima, perché quello stesso giocatore, se dopo 5 secondi merita un altro giallo, deve andare fuori, non deve avere nessun tipo di ripensamento se il primo non è stato fatto bene. Vediamo il presunto fallo di mano in area del Casarano e la Moviola numero 3. Allora, qua c'è questo calcio d'angolo, c'è proteste sia da parte del Casarano che da parte del Catania, e ve lo spiego subito. Se guardate, Di Tacchio quando controlla il pallone con il braccio sinistro stoppa il pallone, in questo caso qua c'è la protesta dei giocatori del Casarano. Poi sul tiro di Tacchio, e lo vediamo da dietro, qualcuno lamenta il fallo di mano del braccio destro, ma qua da dietro vediamo benissimo che la palla viene deviata con la coscia dal giocatore del Casarano. Guardate, eccolo qua, no, ma forse probabilmente il fallo di mano viene chiesto su un altro giocatore, quello prima, perché
siccome la palla non è diretta, attenzione, eccolo qui il... No. C'è la protesta del Casarano per il controllo Questo con il sicuramente braccio. su Di Allora Tacchio. vi faccio subito, vi dico tranquillamente una cosa, serenamente. Se in questo controllo di braccio Sì. Di Tacchio avesse colpito bene il pallone, avesse segnato questo gol, era da annullare. Perché non esiste volontarietà in occasione nell'immediatezza. Certo. Se c'è un controllo del braccio, anche non volontario, ma ci nasce subito il gol deve essere per regolamento annullato. Ok, allora, chiarito anche questo, ora c'è una mancata chiamata FVS del Catania, Sì. e la andiamo a vedere perché, e lo spieghiamo, che è il numero 5, l'episodio numero 5, qui c'è un fallo su Jimenez a palla Allora, ormai lontana. Sì, allora in questo caso qua, io vedete Viali che si sbraccia, l'arbitro in questa situazione secondo me non comprende proprio nulla di quello che è accaduto, perché lui è concentrato a far rialzare il giocatore del Casarano che era a terra, si distoglie lo sguardo, segue il pallone, guardate l'atteggiamento del quarto ufficiale che rimane comunque sul coso, tant'è che guardate, richiama Viali, richiama l'arbitro è un attimo così perso perché non riesce a comprendere che cosa sta succedendo, si gira, trova Jimenez per terra. Io fossi stato nelle condizioni dei dirigenti del Catania in questa situazione qua mi sarei giocato la card quantomeno per provare a vedere, perché ci sono delle condizioni fondamentali, il pallone non più a distanza di gioco, un movimento del braccio che non è collegato a nessun movimento legato all'azione, No. è un gesto volontario, Cerca proprio c'era da calcolare e il da viso. verificare l'intensità, la pericolosità e la gravità del gesto. Sì, ma il Quella quarto era- uomo che ci sta a fare? il quarto uomo in questo caso qua lo richiama, molto probabilmente dalla sua posizione vede il gesto, io poi ho avuto modo di parlare e di verificare questa cosa qua e diciamo, secondo me alla fine è stata giusta l'ammonizione. Bene, allora, l'ultimo episodio, così chiudiamo con la Moviola, che è il gol annullato dal Catania per fuorigioco, e qui mi pare possiamo essere tutti Sì, concordi. sì, questo No, sì. sulla prima lancio su Caturano è in fuorigioco, oltre, appoggia la palla sulla sinistra per Lunetta, la mette a centro, Jimenez non è in fuorigioco sul passaggio di Lunetta, ma lo è Caturano in questa situazione qua. Sì, si vede chiaramente. Abbiamo fatto in modo di vedere insomma, la posizione di Caturano che è un po' più Le avanti. 16 metri ci Ma la aiutano. moviola delle moviole, senza nulla togliere all'ottimo Max, è il modo in cui il Catania prende il gol. Ma come nasce l'azione del Casarano? Noi non ce l'abbiamo in questo momento, Ho l'abbiamo capito, vista prima. ve lo raccontiamo No, però adesso noi. guarda, chiediamo alla regia, dopo la pubblicità lo facciamo vedere, Alessandro, Ok. perché ci dobbiamo fermare. Breve sosta, poi torniamo di nuovo insieme e analizziamo come il Catania prende gol con un cambio di gioco che praticamente taglia. Cambio di gioco da avversario. Esattamente. Da avversario ad avversario. Vediamo un po'. Pubblicità. Allora, ricominciamo Alessandro, prima però... Avevamo lasciato in sospeso quel campetto E vediamo un con attimino il tutte le campetto? varie Vabbè, ipotesi, perché soltanto una vedo nota, non che una Angelo nota. freme. No, non una nota, ma una sottolineatura al ragionamento di Max Di che Velotto. colore questa Di Max Velotto. sottolineatura di colore? Blu. Blu. Aia. Quindi è grave. Il Catania è in vantaggio per una rete a 0. C'è il fallo che viene subito da Jimenez. Il Catania non ha sinora giocato nessuna card, abbiamo già oltrepassato l'ora di gioco, grave errore tecnico non chiamare la card, perché se le cose ti vanno bene, a quel punto hai un quarto d'ora di partita in vantaggio per una rete a 0 e 25 rischi minuti, cioè. 67esima. 25 minuti. 25 minuti dà ancora da giocare e rischi di giocare, dico tra virgolette, la partita in superiorità numerica. Potevi ancora giocarla e avevi tutto Quando il io tempo ti per parlo farlo. quando io ti parlo e ho detto durante È un grave l'anno errore tecnico. durante l'anno ti ho detto che secondo me arbitrare il Catania è semplice perché è una squadra molto corretta, secondo me, e io l'ho sempre sostenuta questa cosa qua perché non abbiamo visto mai atteggiamenti eccessivi di gente che simula che un episodio simile a quello che ha subito Jimenez ieri ad altre latitudini, in altri campi più caldi, un giocatore del genere si rotolava in terra Esatto. 40 volte. Io non mi posso mai dimenticare Allora- il non fallo di Stoppa l'anno scorso ad Altamura, Che quando credo- quello senza nemmeno essere toccato Vola, ha fatto vola. modo che venisse buttato fuori Stoppa su segnalazione dell'assistente, perché io quando andai nello spogliatoio all'assistente dissi scusami, perdonami, ma che cosa hai visto? No, ha dato una zampata, poi hai visto quanto ha rotolato. Quando gli feci vedere le immagini che avevamo noi da Non c'era retroporta, che contatto. non l'aveva nemmeno toccata, è sbiancato l'assistente. E allora? Con questo non voglio incentivare
i giocatori a simulare e a quant'altro, però anche a volte essere un pochettino più scaltri e più... Max, Basta, allora, non aggiungo altro perché sennò non vorrei passare per quello che stimola l'antisportività. Ieri dal campo abbiamo visto grande movimento in panchina in quel momento e ovviamente 65esimo minuto, sei in vantaggio, hai tutte e due le card, il fallo c'è stato, poi può essere un'interpretazione se è giallo o è rosso, se non c'è fallo, però intanto la card te la giochi perché sai perfettamente che comunque vada te la restituiscono, perché comunque il fallo non visto dall'arbitro c'è, ci sta tutto quanto e allora è un grave errore. Allora, vediamo se possiamo recuperare il gol del Casarano ieri. Così lo facciamo vedere e poi torniamo sul campetto che abbiamo già annunciato più volte. Eccolo qui. Già qua è successo. Già qua il danno è avvenuto. Perché tutto nasce da un cambio di campo da destra verso sinistra di Pieraccini. Queste sono le immagini che ci sì, restituiscono perfetto, ci chiaramente. mancherebbe altro. Però avete visto Cagliazzo involarsi sulla destra, è stato lanciato da Pieraccini. Un cambio di gioco da destra a sinistra che Sbagliato. da sinistra a destra che fa partire Cagliazzo là. E poi lo sviluppo dell'azione. Chiaramente ci sono altri errori, ci mancherebbe altro, Ma quello però quello insomma, è inspiegabile. È il detonatore. Inspiegabile. Allora, torniamo al campo, così magari cerchiamo di capire come potrebbe essere la trasformazione anche in mezzo al campo del Catania. Sì. Alessandro. No, volevo capire da Angelo sulla grafica che abbiamo proposto prima e che Francesco Gigante ci ripropone, se secondo lui ci può essere un centrocampista in più, un palleggiatore che può essere Di Noia, come può essere, l'ho detto in conferenza stampa Viali, anche Jimenez, per migliorare questa circolazione di palla che oggi è frammentaria. Ricordiamolo, e ora mi taccio, che nel girone di ritorno il Catania ha il 6° attacco del girone, cioè un dato pessimo, con 18 gol in 14 partite. Se considerate che Catania-Trapani è finita 4-0 ed è una partita che fa testo fino a un certo punto, il Catania in 13 partite ne ha segnati 14, cioè un gol a partita, una miseria. Alessandro, Questo discorso del centrocampo, tu come lo vedi? lo vedo partendo da un po' dietro, partendo dall'infortunio di Aloi, arrivando al mese di gennaio, momento in cui il Catania ha lo spazio e il tempo per recuperare un giocatore, per acquistare un giocatore, per individuare un giocatore che abbia specificità, come mi ha insegnato Carlo Breve, nel ruolo. Oggi Viali è chiamato a trovare un interprete per un ruolo. Adesso bisognerebbe comprendere, Alessandro, se la scelta di non trovare, non cercare, Ma Di Noia non è un centrocampista? Alessandro, un Di Noia che possa palleggiare, possiamo trovarlo, possiamo adattarlo. Stiamo parlando di due... Ritorniamo al campetto, Alessandro. Se ci ritorniamo, vediamo che per ogni ruolo ci sono più interpreti. Nel ruolo di Jimenez ce n'è uno soltanto, che non è un giocatore specifico. Però se giochi con un centrocampo a 3, il rimpasto di quella zona del campo Alessandro, c'è tutta, perché chiaramente ti servono meno giocatori sulla tre quarti. Stiamo ragionando su questo sistema di gioco, poi ragioniamo sul sesso degli angeli. Allora, fammi dire una cosa, partiamo dal presupposto che in questo momento abbiamo in questo momento due centrocampisti cosiddetti muscolari. Alessandro, questo lo questa squadra può ambire a fare meglio in quella zona del campo. Questa squadra o deve stare con i due muscolari fino alla fine della stagione? Sul concetto per cui adesso Viali deve trovare determinate soluzioni, perché al povero Viali è stato dato il compito in termini tecnici peggiore, coraggioso ad averlo accettato, perché da qui alla fine della regular season di questo campionato non può assolutamente migliorare la posizione del Catania, posizione in classifica. Catania secondo, Viali non la può migliorare, perché meglio di secondo non lo può piazzare. Deve sperimentare e deve capire
cosa può fare per adattare in base al suo sistema di gioco un atleta in un ruolo rimasto molto gravemente scoperto nel mercato di gennaio, dove ci siamo imbottiti di difensori inutili e inutilizzati, alcuni utili, utilissimi perché continuano a giocare, altri utilizzati soltanto 90 minuti dal momento in cui sono arrivati, rinunciando in maniera gravemente colposa ad acquistare un sostituto dell'unico palleggiatore di centrocampo che il Catania aveva. Adesso Sì. E abbiamo preso anche un Adesso, terzino che sinistro voglio che dire, sostanzialmente non ci è già serviva. ai box. È già ai box. Che cosa significa? Di chi è la responsabilità? È del principe che non l'ha voluto o dell'allenatore? Ancora in questo momento lo sappiamo. La guida tecnica l'aveva Ma l'allenatore. Biali che gli racconti, No. questi ha trovato e questi mamma deve mia, gestire. Parlo di gennaio, Alessandro. Ho capito, Parlo- ma oggi siamo con Biali, No, cioè no, non no, siamo più con Toscano. no, Dobbiamo no. capire l'evoluzione di questa. Allora, Alessandro, se, no. se facciamo finta di nulla. Allora, la Ma il terzo centrocampista ci sta o no? Sì, Secco. ci sta, assolutamente, Perfetto, ci ok. sta. Ci sta in un sistema del genere. Però, se dobbiamo ragionare in maniera oggettiva, se la colpa di non averlo preso è di Toscano, è giusto che Toscano si assuma questa responsabilità e quindi può anche darsi che sia questa una ragione del suo, una delle tante ragioni. No, Angelo, la del ragione suo- è meno 12, punto. Bene, Cioè, allora, giriamo allora, attorno. L'Angelo- è meno 12. facciamo Però, così. però fammi finire. Sì, va bene. C'è comunque, secondo me, Sì. una grave insufficienza di chi dirige questa società nel non avere imposto, perché poi il principe a volte decide, non avere imposto l'acquisto di un giocatore che aveva determinate caratteristiche che oggi dobbiamo inventarci, dobbiamo trovare, magari lo troviamo, anzi lo dobbiamo trovare, magari vinceremo il campionato e siamo tutti felici e contenti, ma se non lo facciamo, mi interrogo, se Toscano non vuole un altro Aloi, beh scusami tanto, amico mio, qui i soldi li piazzo anche io, noi abbiamo 40 difensori, 50 muscolari, Guarda. abbiamo 40 difensori, 50 muscolari, 40 trequartisti, 3 punte, ci manca un Aloi. Toscano dice non lo voglio, beh, io mi chiamo Pelligra, o chi per me ovviamente, no, mi chiamo Pelligra. Io sono il principe. Mi chiamo mi chiamo Grella, io sono il principe, mi chiamo Pastore, questa cosa la decido io. Padane, Perché altrimenti se noi facciamo finta, abbiamo capito, Padane. se noi facciamo finta abbiamo di capito tante che cose, secondo te a gennaio andava fatto qualcosa. ma non secondo me. Basta. Se oggi ci interroghiamo, ce la Però vi devo vediamo interrompere, qui. ragazzi, perché Meniamo altrimenti il non c'è. Camperlai a no, trovare allora, un Un terzo sostituto centrocampista ci può stare o no? Abbassare i Benez tra... Un terzo centrocampista. Una- Di Noia, un palleggiatore in più, uno che ha. Può cambiare sicuramente, può mettersi 4-3. Ci sta, dico, Ma un coperta è 3-5-2 adesso la non c'è la la provocazione, coperta è io- corta lì in Dai. mezzo al campo perché sono solo Ma anche 4 secondo con i te- Menez interpreti di potrebbero ruolo essere e cinque. con interprete Facciamo con i l'albero di Menez Natale, 5. Facciamo l'albero di Natale che è Ma interessante. siamo a Pasqua. Vabbè, dai, facciamo così, ragazzi, ci fermiamo, abbiamo discusso, abbiamo detto tutto e di più. Pubblicità, dopo torniamo con i messaggi da casa. State tranquilli, state buoni. Parliamo di rombo al sale. Romba al Non sale, c'è niente vabbè. di- Stiamo parlando di strano. sempre di come Catania potrebbe comunque non potrebbe giocare. Giulia, da te. E basta con il passato, pensiamo al presente e al futuro, poi il principe sta a Monte Carlo, quindi E a si è noi perso la che parte ce ne finale. frega. Si è perso la parte finale del discorso, anzi ho detto dobbiamo pensare compattandoci al presente e al futuro. Bene, Poi prossimo. per il mister Breve volevo semplicemente fare i complimenti per la disamina perfetta della partita di ieri sera. Non è una novità. Grazie, Esatto, non è- è vero. Fossi in grella lo aggancerei subito come secondo di Viali e la Serie B sarebbe sicuramente nostra. non posso Che ne lasciare pensi, Angelo Carlo? Patanè da solo. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. E poi c'è una rappresentativa regionale che ora tra Lo l'altro reclama, lo reclama. Entra nel clou Già della ci dobbiamo stagione. separare per forza di già. questa, per colpa di questa rappresentativa sabato con Carlo. Vabbè, però è una bellissima esperienza per Carlo, no?
No, perché magari Volante. poi chi Bellissimo. Fammi Sabato ci rispondere. ascolta, poi ma hanno litigato con Carlo, no? Non hanno litigato. Carlo è vero. Sai, quando senti il fuoco dentro che ti vengono i brividi vuol dire che è una cosa che ti stimola tanto e ti emoziona. Scusate, se Carlo in genere va in trasferta quando ci sono delle partite. E la partita sarà in diretta, l'abbiamo già annunciato la ieri Dina sera, dalle 13:30 di sabato Sì, per Quindi 4 ore. faremo vedere bellissimo. Latina la Catania. rivincita tra Porro e Cicerelli. Esatto, questo potrebbe essere uno degli argomenti. Uno Mi dei dispiace Ancora non per raccontarli Carlo con Carlo. Breve. Altri messaggi. Condivido l'analisi di Mister Breve. Gli chiedo come giudica il tanto fraseggio fatto davanti l'area di rigore per cercare nuove soluzioni di arrivare in rete. È d'accordo con me che prima questo gioco centrale era totalmente assente e si giocava solo ed esclusivamente sulle due fasce? Grazie. Bene, grazie. Risponda Carlo. Sì, adesso risponde, però volevo preparare delle grafiche che dobbiamo vedere ancora. Una su tutte. Eh. Catania Salernitana allo specchio. Benissimo. Carlo. Carlo, Catania, ogni allenatore ha un suo modo di interpretare il calcio e di far costruire dal basso. Toscano faceva costruire con i 3 difensori l'azione dal basso, Viali ha allargato i 2 centrali e messo uno dei 2 centrocampisti per avere un po' più di qualità. Quindi non trovo nulla di Peraltro, speciale. questa costruzione da dietro, mancando di Gennaro, senza nulla togliere a Miceli, gli ha tolto il vero regista difensivo che veramente vede le giocate da centrocampista, non da difensore. Quindi anche questo è un fattore, secondo me, da non trascurare. Gennaro è un grandissimo giocatore, giocatore di categoria superiore sicuramente, ma Miceli non lo sta facendo rimpiangere, a parte l'unica partita a Sorrento. No, io parlo di ha fatto costruzione. delle grandi prestazioni. Parlo di costruzione, alcune soluzioni che aveva di Sicuramente Gennaro, forse un po' più con pulito, tutto il sì, rispetto ma per Miceli, non le vedo. Sì, Miceli è un po' più sicuramente più difensore difensore. arcigno, cattivo, però vedo in Miceli la stessa personalità di Di Gennaro, è meno strutturato, quindi Di Gennaro ti dà quell'impressione di arrivare più Anche facilmente quei centimetri, perché, quei esatto, centimetri. perché è più strutturato con dei centimetri in più. I piedi, sì, forse qualcosina in più di Gennaro, ma non eccessivamente. Non è Rudy Kroll di Gennaro. Ecco. Siamo un po' in ritardo, dobbiamo Sì. cercare di correre. Abbiamo detto che vediamo che cosa. Questa lotta per il secondo posto, Vogliamo chiudere la partita? vogliamo vedere subito cosa è successo Vediamo subito, e dai. che cosa può succedere. Allora abbiamo aggiornato questo duello a distanza per il secondo posto, che vede una Salernitana in chiara ascesa, 3 vittorie consecutive contro Latina, Crotone e Team Altamura, a fronte di 5 punti, 9-5 il parziale a favore della Salernitana in queste 3 giornate, con un complessivo dato nel girone di ritorno di 24-22 per il Catania, che ha fatto 6 vittorie e 6 pareggi a fronte di 6 vittorie e 4 pareggi della Salernitana, che ha perso 2 volte in più del Catania. Nel numero di gol fatti la Salernitana non se la passa assolutamente meglio del Catania, perché ha fatto appena 14 gol contro i 18 del Catania, e ricordiamoci che la Salernitana ha preso l'Escano, non l'ultima arrivata a gennaio. Ma dobbiamo anche focalizzarci su quello che è il programma. Rimangono 5 giornate e le prossime 2 giornate, che possono dare sicuramente delle indicazioni in più, perché 28 marzo, sabato, alla stessa ora gioca il Catania Latina e la Salernitana a Potenza. Il 4 aprile ci sarà Catania Picerno e alla stessa ora Salernitana Benevento. Il 6 Attenzione. aprile. Il 6 aprile. Il 6 aprile. Scusate, allora c'è un piccolo abbiamo dato aggiustamento da fare al volo. 4 vale per 6. Attenzione, perché il Benevento a quella data potrebbe già essere promosso in Serie B, quindi è ovvio che insomma, sono partite che poi fisiologicamente si affrontano con le infradito, quindi è ovvio che qualcosa in questo senso la Salernitana ci può guadagnare. L'ultima considerazione, il bilancio dei confronti diretti sorride al Catania, vittoria e pareggio, quindi in caso di arrivo a pari punti, ricordiamoci, vale il primo criterio, è
appunto il bilancio dei confronti diretti, quindi il Catania virtualmente è come se ha un punto in più di vantaggio sulla Salernitana. Cerchiamo di non pensare a questa evenienza, direi di chiudere con la partita di ieri, vediamo un attimo il Però, migliore e le Angelo, pagelle. non puoi congedare una schermata di questo tipo così, perché quello di cui invece è importante l'imprinting, insomma, andare a Un terzo ragionare di quelle reti della Salernitana ha fatte le scarpe. esatto, e capire come sta arrivando la Salernitana e come sta arrivando il Catania, perché se riguardiamo quella schermata, la Salernitana sta arrivando a queste 2 partite dopo 3 vittorie consecutive, l'ultima in rimonta. Il Catania sta arrivando a queste partite dopo un esonero di un allenatore, una vittoria, un esonero dell'allenatore. Perdona, il Catania nelle ultime 5 ne ha vinte solo una. E Quella di Altamura. La cosa che più mi preoccupa è quello di cui abbiamo parlato all'inizio di questa trasmissione, e oggi andare a pensare tutti quanti di compattarci, perché il vero pericolo oggi si chiama Salernitana e il vero guaio è andare oggi a martellare chi deve giocare, chi deve schierare in campo, chi deve scendere in campo, mettendogli addosso una tensione che è il momento oggi di pensare che la Salernitana ha cambiato un allenatore, ne ha messo uno. Ma stasera Però nessuno... Angelo, posso dire una cosa in più? No, nessuno di no, più non è un che discorso la fatto a noi. possibilità, a mio modesto avviso, assai remota che la Salernitana superi il Catania, Alessandro, la preoccupazione è la consistenza della Salernitana ai playoff, che è un altro discorso, Alessandro, che guarda può diventare la vera sorpresa minavagante dei playoff. Ora facciamo una cosa, questo è quello che più mi fa Alessandro, tutti riflettere. le mani sotto il tavolo, però se ci ricordiamo a ottobre-novembre era il ragionamento che facevamo sul Benevento. Mi pare. No, come no? Siamo a 5 giornate Come alla no? fine. Come Ascolta, no? hai 5 più 1 virtuale di vantaggio. È come se avessi 6 punti in 5 giornate. Alessandro. No, se il Catania si suicida ai playoff farà flop, ma è normale che sia così. C'è stato un momento in cui abbiamo detto ci preoccupiamo della Salernitana, che è la squadra che poi il Benevento ce l'abbiamo ancora a distanza. Da dicembre da oggi il Benevento ci ha preso 12 punti. Adesso, se cominciamo a ragionare in termini astratti e diciamo sì, è un suicidio. È il mio pensiero. Ma il vero suicidio l'ha fatto il Catania da dicembre ad oggi. Io desidero che non si ripeta un altro suicidio. Abbiamo capito, Patanè, ma io fra poco devo fare pubblicità. L'autentico suicidio l'ha fatto il Catania e l'ha fatto Boscani. Abbiamo capito perfettamente. Però c'è un fatto tecnico a favore del Catania. Sì. Giocare la carta Cicerelli in questo fine di stagione è un fatto che può alterare tutti gli equilibri. Sia in volata campionato che in chiave playoff. Allora facciamo così, Giulia ci fa vedere soltanto il migliore, abbiamo un minuto prima della sosta, il migliore, vediamo chi è il migliore di ieri e poi dopo faremo le pagelle, così resteremo ecco, in suspense. E allora vi svelo chi è stato il migliore della partita disputata ieri ed eccolo qui, Mattias Casasola con voto 6,5. Quindi leggo anche quello che scrive Alessandro Vagliasindi. Sciupa la più nitida occasione per tornare in vantaggio, è vero, ma rimane la Dinamo che accende ogni avanzata offensiva degna di nota. Inizia con circospezione, quasi a voler prendere le misure del nuovo territorio destinatogli. Dalla mezz'ora in poi rompe gli indugi, straripando nella prima metà della ripresa. Il varo del 4-4-1-1 va a sottrarne i riferimenti per duettare in verticale, ma il sostegno non manca, anche se quel colpo di testa finale grida vendetta. E mi fermo qui al momento. Allora, e ci fermiamo noi perché andiamo in pubblicità, dopo ci sono le Anche pagelle. perché Patanè nicchiava. Patanè stai calmo, pubblicità, fra pochissimo di nuovo insieme per l'ultimo segmento di Corner. Allora, ricominciamo dalle pagelle, Giulia. Sì, continuiamo con le pagelle.
Pagelle, però adesso andiamo a vedere le pagelle del campetto e iniziamo dall'allenatore Viali con voto 6. 6,5 per Dini e anche per Casasola, 5,5 Ierardi e Miceli, Donnarumma 5, Celli 6,5 che prende il suo posto, Quaini 6, Di Noia anche per lui 6 che lo sostituisce, Di Tacchio 5,5, Bruzzaniti 6, D'Ausilio 6,5 che prende il suo posto, 5,5 Jimenez, Cicerelli 6 che lo sostituisce, 6 anche per Lunetta, Caturano 5,5 e 4 per Pieraccini che poi sostituisce Una precisazione, Caturano. scusami Sì? Giulia, nel Sì. campetto Sì? il voto di Bruzzaniti è 6, come poi correttamente chiamato nella Bruzzaniti. colonna di destra, no, è apparso un 5, almeno forse è la luce che mi Mi ha riflette tradito. il monitor, mi sembra di vedere 5, ma è 6 Bruzzaniti. Allora, Padanè, brevemente su queste No, pagelle. è 5. Migliore in campo per me è stato Dini. Lunetta merita Dini, 6,5 veramente, ha fatto un'ottima perché è partita. un giocatore Bene, che Lunetta. ha giocato bene. Caturano non merita 5,5 nella misura in cui Caturano secondo me ha bisogno di giocare, anche se è una cosa vecchia e antiquata, Carlo, anzi te la faccio subito la domanda, ma questa squadra secondo me ha anche bisogno in questo brevissimo periodo di giocare partite vere, partitelle vere, non si fanno più le partitelle il giovedì, mercoledì, proprio perché probabilmente allenarsi al Cibalino e non fare una partitella oggi potrebbe essere anche una soluzione per aiutare i Viali. Ormai è una cosa antiquata, le partitelle si fanno solo alla PlayStation. Credo che il nuovo allenatore, proprio per avere una maggiore conoscenza dei ragazzi a disposizione, possa organizzare sicuramente delle partite con sparring partner, di eccellenza, esatto, di Serie D, perché no? e farli Lo fai con la giocare primavera O stessa. la primavera. e farli giocare al cioè uno stadio Certo. regolamentare, Certo. non lì. Anche chiaro. perché quegli errori sotto misura o sotto rete, secondo me, sono anche la precondizione di un allenamento settimanale che non viene svolto interamente su un campo di calcio regolamentare. Adesso, Alessandro, vediamo la prima di una serie di grafiche Che è una lacuna gravissima, Aggiorniamo alla il quale quadro. la società doveva trovare rimedio già la scorsa stagione, diciamole le e cose. anche per quest'anno. No, allora, vero, hanno comprato Torre Grifo, ma anche questa stagione il Catania si è allenato al Cibalino, che per una società che ha l'ambizione di giocare prima in classifica vada a Salerno, veda dove giocano a Salerno, vedano un campo regolamentare tenuto altrettanto bene vicino al terreno di gioco ufficiale. Non è possibile che, avendo speso così tanti soldi, non abbiano pensato di risparmiare il contratto di qualche giocatore messo fuori o tenuto soltanto 90 minuti per non affittarsi un campo di gioco Allora, regolamentare. fra 9 minuti parte la sigla. Alessandro. Aggiorniamo il quadro delle squadre più attrezzate in vista dei playoff per insomma, vedere cosa è accaduto negli altri gironi. Allora, il Brescia è in rottura prolungata, rischia di veder soffiato il secondo posto dal Lecco, che è in grande ascesa. E so che Poi- tu sei tifoso del Lecco. Sì, assolutamente, da quando ero ragazzo. Poi il Trento che deve guardarsi alle spalle dal Cittadella e dal Renate, diciamo, è un gruppo di squadre che può modificare quella che è l'attuale situazione, perché il Brescia, ripeto, da qualche giornata ha rallentato parecchio. Nel girone B l'Ascoli ha riposato, la prossima settimana c'è il confronto diretto Ascoli-Arezzo, che potrebbe riaprire il discorso per il primo posto. Alle spalle di queste due squadre c'è il Ravenna a 61 punti, che è tornato a vincere dopo parecchie settimane, il Campobasso che continua a macinare risultati e il Pineto sono appaiate quarto e quinto posto a 48 punti. Nel girone C ovviamente abbiamo già detto prima, ma guardiamo anche cosa hanno fatto le altre squadre nelle prime 6. Il Cosenza ha vinto, la Casertana pure, e il Crotone invece ha perso. Chiedevano Quindi perché non faceva una grafica a 3. C'è un con errore in Cosenza, grafica, ci ma- sono 3 cine in Lecco e chiedo scusa ai telespettatori, ma si tratta di un errore di è scappato. È scappato, è È un errore scappato. di battitura, niente di particolare. Allora, Quindi vedendo questo ventaglio di squadre, Carlo, così, quali sono le tue favorite nell'otto dei playoff?
Diciamo che il Catania sicuramente, la Salernitana come abbiamo ben detto, l'Ascoli sicuramente è una delle squadre più forti dei 2 gironi, dei 3 gironi, direi anche l'Union Brescia che ha un organico a disposizione veramente molto forte. Ok. Allora, prossima grafica, Alessandro. Calendario. Il calendario del Catania. Ce lo eccolo ricorda qui. Giulia? Andiamo a vedere con l'aiuto anche della nostra grafica il calendario, perché si parte sabato 28 marzo ore 14:30 con Latina Catania, che ricordiamo che trasmetteremo in diretta e in chiaro qui su Telecolor. Poi lunedì 6 aprile ore 14:30 Catania Picerno, lunedì 13 aprile ore 20:30 Crotone Catania, domenica 19 aprile sempre alle 20:30 Catania Potenza. Manca praticamente all'appello solo l'ultima gara, che è quella a Caravaggio contro l'Atalanta, per avere il dettaglio delle partite. Onestamente, con questo calendario il Catania si può solo suicidare per perdere il secondo posto, onestamente. Allora, adesso andiamo a vedere il prossimo avversario, che è in Latina. Abbiamo già detto della partita che racconteremo in diretta a partire dalle 13:30 di sabato su Telecolor, come sempre, 4 ore lunghissime con Patanè che ci racconterà come sempre cosa succede sul campo. Alessandro, vediamo invece i numeri. Nelle ultime 2 uscite al Francioni Latina ha vinto battendo il Sorrento e il Siracusa, invece è andata male in trasferta, ha perso a Cosenza, ha perso a Salerno, aveva pareggiato a Giuliano. Vorrei far notare, proprio al centro della grafica, il dato un po' in contraddittorio, cioè in casa è il peggior attacco interno, ma ha la terza miglior difesa. Cioè ha fatto 12 gol in 16 partite interne, ma ne ha subiti appena 11. Quindi sono dei dati su cui magari fare qualche considerazione. Il capocannoniere è Parigi, 14 reti, insomma uno dei giocatori più prolifici del girone. Alle spalle c'è il vuoto, ha fatto 2 gol Fasan, Ercolano 1, Riccardi 1. L'ultima formazione... È un po' come Chiricò ieri, Sì. Il vuoto dopo Chiricò e poi però il gol ti arriva da Ferrara. dall'altra parte. Sì. L'ultima formazione schierata a Cosenza è un 3-5-2 con Mastrantonio, i 3 difensori Parodi, Dutu e Calabrese, Ercolano, Lipani, Pellitteri, Scravaglieri e Bona a centrocampo, a Possivona poi è entrato Porro, Silla e Parigi coppia d'attacco. Giocherà Porro secondo te? Titolare? No. No. Subentrerà nella partita. È da qualche partita che non è più titolare Porro, Ma però tecnicamente, voglio dire, sotto un profilo Latina Catania chiaro, che allora sotto il profilo emotivo rischia più Porro che Cicerelli, perché avrà gli occhi addosso da parte di tutti, in primis l'arbitro, secondo me. Che arbitro è Mirabella, Max, designato per Latina Catania? Ma continua la sequenza degli arbitri, diciamo, al 5° anno. Questo è il 4° arbitro consecutivo che Catania, un arbitro al 5° anno, un arbitro esperto, arbitro con 61 gare in categoria, l'arbitro che ce lo ricordiamo quest'anno nel 6-0 con il Foggia, arbitro che ce lo ricordiamo forse magari più in una partita un pochettino più lontana, la famosa semifinale a Rimini con l'espulsione di Zammarini. Inventata. Un arbitro, io userei un termine tra virgolette particolare, un arbitro che si sente molto pieno di sé, molto presuntuoso, e c'è da stare molto attenti perché a volte l'esperienza che si portano dietro, sommata alla presunzione, possono diventare una bomba esplosiva. Questo non è mai buon viatico, non è una fumata bianca quella di Max Velotto, nonostante abbiamo esperienza. C'è un messaggio a cui vorrei rispondere. C'è speranza di recuperare per i playoff di Gennaro e Aloi? Assolutamente no, anche perché nel giro di ritorno si può fare una sola modifica in lista e Catania l'ha appena effettuata, Cicerelli per Ponzi, quindi lista che sarà definitiva fino alla fine della stagione. Allora, se permettete vorrei dare voce adesso ai telespettatori, ci sono 2 minuti
Giulia, Vado. un po' di messaggi finalmente. Non so come mai il Catania non lo danno nelle mani a Patanè, solo così potremmo andare Non è in possibile. Serie A. Magari, ma no, dicono magari. magari andare in Serie A, no, io non lo voglio il Catania. Ah, Qui no? nessuno No. di noi ha ambizioni di diventare l'addetto stampa, l'allenatore, il consulente del Catania, e questa probabilmente è anche la nostra forza. Allora, vero. no, Giulia, prima del prossimo messaggio Sì, vorrei chiarire sì. che la partita con il Piceno si gioca il 6 aprile, cioè il giorno di Pasquetta. Ok. Non c'è speranza di cambiarla. No, questa mi pare perché difficile, te mi lo, pare lo difficile. chiedevano se era perché- possibile. Chiedono addirittura se si può cambiare l'orario. Non No, credo non proprio. si può. Certo, Saremo a facciamola Pasquetta proprio, tutti qui. no, Voi facciamola allo stadio. alle, Ah, alle richiesta, 10, richiesta, esatto, alle richiesta. 10, così la facciamo direttamente dal fogone. Ognuno Esatto, porta ognuno qualcosa. porta Chiaro, qualcosa. così è. Allora, altro messaggio. Poi fatelo un patacorner, così fate parlare l'avvocato Patanè che non interviene mai, poverino. E comunque vive il principe. Oggi sono Principe stato del messo volo. al corner, oggi sono stato messo all'angolino, vero? Mamma mia, non è possibile sì. che dica questo, dai. Per il centrocampo, perché non integriamo Ciccio De Rose? Eh. Poi, posso chiedervi se sono già iniziati i lavori per Torre del Grifo? No, ma sarà una cosa a breve scadenza. L'obiettivo è quello di fare il ritiro nel prossimo campionato, nella prossima stagione agonistica, a Torre del Grifo. Ok. Il Catania da 3 anni lo stesso errore di non comprare un centrocampista alla Lodi. Per favore ditelo, grazie. Lo Lo sto abbiamo dicendo e detto, l'abbiamo anche detto. Lo abbiamo sottolineato e Più abbiamo volte, è detto vero. che un principe sensato, Un anche principe. se l'allenatore dice di no, lo compra. Bene, Lo l'ultimo volete- messaggio. l'ultimo. Scusami, L'ultimo ma l'anno due, va scorso, bene. no, Sì. Giulia, Sì, perdona, dai, vai, ma vai. l'anno scorso Sì. a centrocampo, non l'anno Ti scorso, prego. la scorsa stagione chi c'era? Ti prego. De Rose, Sturaro, Ti prego. Vitacchio, c'era un regista? Ti prego No, di no, non ma scusami. parlarmi dell'anno scorso. Benissimo. Perché in Sto tribuna facendo una considerazione l'anno scorso- attinente a quest'anno Ragazzi, per farti no, capire abbiamo che finito, i centrocampisti, c'erano due messaggi. che i centrocampisti devono avere Alessandro, certe facciamo caratteristiche. Alessandro. L'anno scorso in tribuna Patanè. c'era un signore Finiamola. ceduto a Possiamo parametro chiudere il zero, microfono a Patanè. che oggi Patanè, è capo cannoniere basta. del torneo. Stop. Ma di che stiamo Non è parlando? possibile. Cioè, Basta. stiamo Volevo- parlando volevo che in so- tribuna Ah, Max, anche pagando tu? No, c'era Angelo, velocemente Smettiamo. velocemente rispondere a un telespettatore Che che ce ci ne andiamo a aveva, casa. che ci aveva chiesto che cosa? perché con l'FVS non cambiano il coso, sì. se ai playoff ci sarà il VAR. Ci sarà Confermo il VAR. che ci sarà il VAR e questo telespettatore diceva è più facile che al VAR cambino decisione perché è semplicissima la Ci sono degli spiegazione, perché dietro al monitor del VAR ci sono colleghi arbitri dei quali si fidano più che dei suggerimenti degli allenatori. Benissimo, l'ultimo. Vedete i messaggi che ci mandano dalla regia? Sono chiari, guardate, guardate. Ma la vera domanda di questa sera, sapete qual è? È chi ha fatto il nodo alla cravatta di Patanè? Per piacere, se l'è fatto da stiamo solo. chiedendo. dai. lo diremo sabato. No, no, se l'ha Gliel'ha fatto fatta da solo. Gagliano, gliel'ha fatto Gagliano. Allora, grazie alla nostra Ecco il Giulia. messaggio. Grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento di serata, buonanotte a tutti. Grazie a Max Velotto. Non dimentichiamoci che Jimenez e Di Tacchio sono andati in diffida con le Aia. ammonizioni di ieri. Grazie a Carlo Grazie Breno. Angelo. Alessandro Buona serata a Magliasindi. tutti. Alla So che mi prossima. ringrazierai. Angelo Patanè, Ci va. sopporteremo sabato. Però Senz'altro. mi devi cambiare di posto. Ti Alla cambio prossima di puntata. posto, è una richiesta ufficiale. Smettiamola di raccontare Ci fermiamo qui, grazie per averci fanfanerie. seguito, buonanotte, ci ritroviamo per quanto riguarda Corner lunedì prossimo, mentre invece diretta stadio sarà ovviamente sabato e venerdì ci sarà preview, così abbiamo ricordato tutti gli appuntamenti. A tutti una buona serata.